L'INPS di Vicenza è in affanno, causa carenza del personale, e il grido d'allarme è raccolto dalla consigliera regionale vicentina Silvia Maino, che ha portato il problema in Consiglio regionale, che martedì ha approvato una mozione con l'impegno di appellarsi ai ministeri del lavoro, delle politiche sociali e del tesoro perché si intervenga per potenziare il personale della sede vicentina, che eroga servizi fondamentali, servendo un bacino potenziale di oltre 800.000 persone. Chiede il potenziamento del personale che presta servizio presso l'INPS. Voi sapete che l'INPS eroga tutta una serie di prestazioni importantissimi per i nostri cittadini, ma soprattutto per le fasce deboli. Basti pensare al fatto che eroga tutte le prestazioni legate alla disoccupazione, alla maternità, alla legge 104, per non parlare effettivamente delle pensioni. Bene, da molto tempo l'INPS, che ha una competenza non solo legata alla città di Vicenza, ma copre l'intero territorio provinciale, quindi circa 850.000 persone, è oggettivamente in difficoltà. Garantire personale numericamente adeguato ed evitare anche la fuga di personale altrove, per cui arriva l'appello della consigliera nel rendere Vicenza più attrattiva. E Vicenza deve diventare più appetibile per tutti coloro che fanno un concorso e che di conseguenza vengono ad abitare nella nostra città e che devono rimanerci, perché da quello che mi è stato descritto molte volte succede che le persone fanno sì il concorso, ma poi dopo un po' e dopo che sono stati soprattutto formati si trasferiscono nelle sedi più vicine a casa loro. Quindi ringrazio davvero l'intero Consiglio che ha percepito l'urgenza di questo fabbisogno. I concorsi, è vero, si stanno facendo, ma bisogna portare poi a casa il personale.